La salute non è solo assenza di malattie. Salute e benessere psicofisico sono il pilastro della nostra esistenza e per Amel Medical Division salute e benessere del cliente sono la priorità assoluta. Son capo di grano che dirvi non so, un di Paperina col papà passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si ingannò. La papera e il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Buonasera amici carissimi, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento che oramai sta diventando più che un appuntamento un'abitudine. Insieme a Ciacole della Volta con Gigi Ferrari ci siamo visti, per chi ha avuto l'opportunità di seguirci la volta scorsa, qualcuno mi conosce di già, altri magari è la prima volta che ci seguono nel nostro format televisivo. Format televisivo che è un format itinerante, passiamo praticamente da luoghi particolarmente tipici come la volta scorsa a luoghi particolarmente indicati come quello di stasera. Ci troviamo infatti a San Pietro in Gu, in via Garibaldi, sede della Amel. Che cos'è l'Amel lo scopriremo durante il corso della trasmissione, ma già dalle inquadrature delle telecamere potete già vedere liberi dal dolore. Sarà il tema della serata, sarà il tema di come ci si curava una volta fino ad arrivare chiaramente ai giorni nostri. Abbiamo e ho il piacere questa sera di avere tantissimi ospiti che avranno modo di parlare, di dire la propria opinione, di esprimere un pensiero sul tema che toccheremo questa sera. Però prima di tutto devo presentare gli amici di sempre, gli amici che sono quelli di Bassano, Amabile e Lorenzo, che invito e che saluto caramente. Sono la nostra anima musicale, l'anima musicale di Ciacole di una volta. Anche questa sera avremo l'opportunità di sentire 3 grandi successi. Devo dire sinceramente che uno non lo conoscevo, ma comunque me lo presenterete quando sarà tempo. Ricordo anche che quelli di Bassano hanno una produzione in CD, che è questo, lo facciamo vedere, brava Amabile, e che dove si può trovare, come si può richiedere. Ecco, questo dunque è il CD del duo di Bassano, ma voi sapete che ormai siete più conosciuti come quelli di Bassano, perché da 2 siete diventati quanti? 3. Ecco, 3. Sì. Speriamo di aumentare ancora. Bene. C'è problema. Bene, Lorenzo, questo CD dove si trova? Come si riesce? Allora, buonasera a tutti, questo CD si trova telefonando al numero 333 405 405 1, facilissimo, lo ripeto ancora, 333 405 405 1. Ecco. Anche a casa lo spedisco? Ah sì, lo spedisco da casa mia. Sono per il postino. Facciamo anche il postino. Va bene. Allora ringraziamo e salutiamo Lorenzo e Amabile, che avremo l'opportunità di sentire come sempre dopo nel corso della trasmissione, con dei brani che andrò a presentare quando sarà il momento. Vi posso dire solo che siccome è in arrivo il Festival di Sanremo, uno dei 3 brani sarà davvero un cavallo di battaglia, un pezzo storico del Sanremo di tanti anni fa, parliamo degli anni 50 quindi. Bene, allora torniamo a quello che è il tema di questa sera. Io avevo detto ci troviamo qui a San Pietro in Gu, sede dell'Amel in via Garibaldi, e ho il piacere di presentare uno dei titolari dell'Amel, che è il signor Antonio Poli. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Ecco, Buonasera. ricordiamoci di tenere il microfono sempre a distanza. Sì.
Bene, buonasera. Buonasera. Bentornato per Grazie. me perché Grazie. con Antonio, con Tony, avete sentito Antonio Poli, noi lo chiamiamo Tony, ci lega un'amicizia e una conoscenza ormai da diverso tempo. No, Sì, Antonio? una bella amicizia e una bella esperienza lavorativa. Lavorativa Certo sicuramente, poi parleremo anche e spiegheremo anche il motivo. Grazie di averci accolti e con l'occasione abbiamo il futuro, no, dell'AMEL, non che Tony sia il passato, anzi però Tony è il presente, Ecco, ci è vuole anche il presente. futuro. In fianco a me c'è Luigi Poli, quindi se il cognome tanto mi dà tanto è il figlio di Antonio. Certo che sì, ringrazio tutti e sicuramente sarà una bellissima serata calorosa e ricca di un sacco di argomentazioni. Sicuramente, con l'occasione non c'è questa sera ma lo salutiamo, il Fratello. fratellone Quindi Andrea. la spalla a destra, la spalla a sinistra. Ecco, perché bene, a destra, questa sera non potrà essere presente ma sicuramente avrà modo di vederci televisivamente. Quindi grazie a voi, poi parleremo nel dettaglio, no? Perché voi siete un po' l'anima di questa ditta che uno sente magari per la prima volta AMEL, potrebbe essere l'anagramma di mela, giusto Antonio? Sì, difatti è proprio l'anagramma di mela che è il nostro simbolo, la mela perché è simbolo di salute, è il simbolo di qualcosa di naturale ed è proprio quello che noi dal 1959 produciamo. Bene, adesso facciamo la domandina di rito e l'interrogatorio, l'indovinello al giovane Luigi. Come si diceva una volta, una mela al giorno. Una volta si diceva una mela al giorno toglie il medico di torno, oggi non vogliamo dire questo, ma sicuramente una mela al giorno toglie il dolore di torno, quello sì. Il medico no, anzi ne abbiamo qui ospiti e non vogliamo assolutamente toglierli, ma sono i benvenuti questa sera. Adesso certo che dopo una presentazione del genere potresti sederti al mio posto, vai avanti tu perché veramente complimenti Luigi. Allora andiamo a presentare gli ospiti, abbiamo il signor Mario Palladini che è un fisioterapista. Buonasera Mario. Buonasera a tutti. Allora, di cosa si occupa? Possiamo dare del lei sicuramente con personaggi come voi viene normale, però io vorrei stare proprio in amicizia, possiamo darci del tu tutti quanti, sì? Certo, A votazione abbiamo la maggioranza bulgara, quindi diamoci del tu. Mario, di cosa ti occupi? Io mi occupo in modo particolare, nello specifico, proprio di magnetoterapia. Di magnetoterapia, che sarà un po' diciamo l'arrivo della nostra trasmissione, nel senso che dare la magnetoterapia, poi capiremo il motivo per cui parleremo di questo. In fianco a Mario Palladini c'è il dottor Antonio Villaminar, che è un medico ortopedico, giusto? Sono un ortopedico, un chirurgo ortopedico, mi occupo principalmente delle patologie della colonna vertebrale. Ecco, dove opera lei? Casa Dove di cura. opera nel senso di dove esercita? Esercito la mia ecco. professione chirurgica in casa di cura Villa Berica a Vicenza. Certo, ecco, perché abbiamo l'opportunità e il modo di parlare anche con un ortopedico? Perché parlando come tema itinerante della trasmissione di come ci si curava una volta, penso che tutti almeno una volta nella vita l'abbiamo provato, chi da bambino, chi da fanciullo, chi da magari meno bambino, ma i problemi ortopedici e la storta e la frattura sono... Sì. E anche diciamo, il dolore articolare fa parte dell'uomo, no? Nel senso nel momento in cui l'essere umano assume la posizione eretta comincia a diciamo, sovraccaricare tutte le strutture articolari. Quindi l'artrosi, famosa artrosi che fa paura a tutti, no? Perché quando si parla di artrosi anche a pazienti di 25 anni, 30 che leggono nel referto radiologico c'è l'artrosi, ma come? L'artrosi è un processo degenerativo che comincia con l'usura della cartilagine e dell'articolazione e quella comincia nel momento in cui noi assumiamo la posizione eretta che non è una posizione naturale. Certo, i cosiddetti regali di gioventù. Esatto. Poi continuiamo a presentare gli ospiti della serata. Abbiamo
la dottoressa Margherita Patuzzi, che è una farmacista. Buonasera dottoressa. Buonasera a Ciao. tutti, buonasera. Buonasera, e in fianco a te c'è il fratello, dico bene? Sì. Sì, buonasera allora a Benedetto Patuzzi. Ciao, allora. Ciao, infatti, Abbiamo deciso mettiamoci d'accordo una volta per tutte, perché sennò... di scegliere questa linea. Noi rappresentiamo 2 farmacisti territoriali, Sì. siamo di Vicenza e da qualche anno collaboriamo con l'ASL Sì. sul progetto della magnetoterapia. Certo. Di cui andremo poi a parlare Esatto. verso il fine della trasmissione. Ecco, Margherita, guardando un po' il vostro excursus, eccetera, non è da qualche annetto che fate i farmacisti, no? Mi sembra che ci sia una tradizione storica della farmacia Patuzzi. Esattamente, avevamo nostro padre che era il classico farmacista di una volta, che preparava di notte, faceva le preparazioni e di giorno, quindi dopo le consegnava. Le consegne, chiaramente. Esatto, su consiglio del medico, logicamente, dopo il famoso recipe, che era la ricetta che veniva presentata dal paziente al Bene. farmacista. Andremo a conoscere, perché diciamo a telecamere spente, prima dell'inizio della trasmissione si parlava con Antonio, che di passato anche lui ne ha, Antonio Poli, che una volta nel paese, no, c'era la figura del parroco, del sindaco, e poi c'era come il farmacista e il medico. Poi c'era anche il medico, sì, ecco, anche il medico aveva sicuramente il suo ruolo, però E poi il anche farmacista, che era poi l'unica persona che era a contatto continuo, perché logicamente qualsiasi persona poteva certo. chiedere questo camice bianco che incuteva un po' di timore, ma allo stesso tempo incuriosiva. Beh, sì. Infatti in farmacia spesso si andava prima di tutto per conoscere il farmacista. Di questo poi ne parleremo, perché Perfetto. ho visto illuminarsi il sorriso di Benedetto, tuo fratello, quindi andremo a conoscere il motivo. Passiamo il microfono e ringraziamo di essere presente questa sera la signora Claudia. Buonasera, ciao Claudia, da dove vieni? Io vengo da Cremignano di Brenta, Camazzole, la frazione. Ecco, tu sei una testimone vera e propria, vivente, come si usa dire. Perché sono 5 anni che abbiamo la magnetoterapia in casa, in quanto abbiamo dei genitori anziani e quindi tutti i giorni, quasi tutti i giorni la usano. Certo, poi conosceremo Sì. questa realtà. In fianco a te c'è un altro testimone, che è il signor Tiziano. Da dove vieni, Tiziano? Sono di San Pietringù, sono Beh, amico. Giochi in casa allora. Gioco in casa. Perché attraversare la strada è il signor Guanti. Beh, quasi, insomma, Quasi. diciamo così. Siccome l'amicizia mi ha indotto anche la fiducia a comprare questa macchina, insomma. Certo, di cui poi ne parleremo. Di cui appunto. poi ne parleremo E sono chiederemo contento ovviamente di il averla tuo presa. parere diretto, che lo Certo. dico subito, non è un parere pilotato, ma proprio vero. Sinceramente sì. Ecco. Allora, qua è dall'inizio della trasmissione che io sento un brusio alla mia destra. A parte l'amabile che veniva dentro, ragazzi, è andata via, però come si usa dire, taglia e cuce. A proposito, faremo una trasmissione presto. E abbiamo la signora Daniela. Buonasera Daniela. Ecco, il microfono vicino alla bocca, ecco, perfetto, che viene da dove, Daniela? Dove Bessica di Loria. Da Bessica di Loria. E da quando abbiamo presentato i farmacisti, ti si là che ti continui a dire speciale. No, sì, perché per gli altri, no, come ti dico adesso, una volta si diceva il medico, prete, Sì. adesso noi anche a casa nostra, nel nostro paese si diceva il prete e il dottor è speziaro. E speziaro. Speziaro sarebbe il farmacista. Esatto, sì. Allora, va bene, allora poi dopo andiamo a chiedere a Margherita e a Benedetto. Lasciamo il microfono a Daniela, perché Daniela ti vediamo qua con cos'è, una gabbia, una Poi borsa? sport, queste cose è un stampo per fare sport di una volta. Le Fatta sport, qui scartosi del Pannugia. in sostanza era il borsette che andava in giro amorose? O... Sì, queste, ecco qua. Con cosa si realizzano? Poi scartosi
delle pannocchie, pannocchie, delle pannocchie, quindi non si buttava via niente, Niente, ovviamente, e si intrecciava, si faceva C'è questa se viene fuori una borsa. una borsa. Questa è una tradizione che hai imparato da qualcuno in famiglia o da tua mamma? E tu hai Tanti figli? anni fa. Hai figli, Daniela? Uno. Maschio? Però sì. Che ovviamente fa la borsa Prelugo come no. femmine, però non ha voglia da imparare. Stavo arrivando a dire una tradizione che mi sa che si perde. Quanto tempo ci vuole per realizzare? Beh, certe 2-3 ore, Sì. certe anche 10. Addirittura? Sì, E quindi hai l'opportunità, poi cosa fai? Un'esposizione? Vai in Sì, giro? dopo vado a fare i mercatini dell'hobbistica fuori in giro, qualcuno me lo fa. Insomma, si unisce l'utile al dilettevole, no? Sì, sì. Beh, Tanto se passa il tempo. complimenti. Ho visto tutte realizzate da te quelle... Sì. Questi sì, sono 2 o 3, ma però ho tanti modelli a casa. Certo, beh sì, non potevamo portarli qua perché Appunto. portiamo via magnetoterapia. Allora, torneremo poi a parlare con te, Daniela, magari vedremo anche l'opportunità di capire se si può vedere al volo come si fa qualcosa. Certo. Va bene, bene. Allora, grazie anche a Daniela, abbiamo presentato, come avete visto, i numerosi ospiti che questa sera sono qui presenti in via Garibaldi, in quel di San Pietro in Gu, dove ha sede l'AMEL, è una sede davvero unica e particolare, poi andremo anche a conoscerla e direi a questo punto di cominciare a parlare di quelli che di quello che poi è il tema principale, no, della trasmissione, ovvero come ci si curava una volta. Ma come ci si curava una volta che cosa? Beh, sicuramente si poteva curare il raffreddore piuttosto che l'influenza, visto che siamo in periodi particolarmente legati a questi malanni, ma a noi quello che interessa, ed ecco il motivo per cui poi arriveremo a parlare di questo incredibile rimedio che abbiamo l'opportunità di presentare questa sera, quelli che sono stati un po', una volta si lavorava tanto sui campi, o meglio nei campi, c'era un lavoro molto agreste, no? E tante volte il mal di schiena, le storte, bisogna poi cercare di capire anche come hanno avuto un'evoluzione. Quindi io mi appoggio come spalla a quelli che sono i farmacisti che questa sera sono ospiti, dunque, della farmacia, storica farmacia Patuzzi di Vicenza, Margherita e Benedetto. Perché? Perché Margherita ci ha detto che il padre proprio era il farmacista di una volta, no? E quindi papà ti ha mai raccontato, Margherita, quelli che sono stati un po' degli aneddoti particolari di gente che veniva più che magari a cercare qualcosa a confessarsi con il farmacista? Beh, ancora adesso, riprendendo il discorso di mio padre, una delle prime espressioni, delle più usate dalle persone quando entravano in farmacia e anche quando entrano adesso, tanto più in Veneto, era "me son inciodà". Sì. Me son inciodà. E dice tutto in effetti questa forma di espressione, perché vedi subito questa persona che ha un aspetto completamente distorto, certo. Quindi capisci, non riesce quasi a camminare, come diceva il dottore, basta poco per ridursi così. Tanto più nelle nostre zone in cui c'è parecchia umidità, c'è un cambiamento di temperatura certo. E quindi facilmente queste persone ti arrivano in farmacia e arrivavano anche ai tempi di mio padre. Esatto, scusami se ti interrompo Margherita, è bello che non andavano dal dottore a dire che mi sono incioddato, veniva dal farmacista. Eh sì, perché il farmacista era quello che aveva, come ti ripeto, il farmacista è anche la persona che tutto il giorno è presente, non a pagamento, diciamo, no? Certo, Quindi non chiaro, deve chiedere dello specialista, certo. ma è a disposizione della persona. Infatti Certo. ancora adesso anch'io mi ritengo la farmacista da banco, cioè la farmacista che è disponibile a un pronto ascolto, un pronto intervento e che è disponibile a una risposta così veloce. Benedetto,
Quante donne nella tua vita ti hanno detto messo inciodato? Tantissime. Tutt'oggi, no? Adesso sì, fate gli scherzi, perché hai, a parte una simpatia innata, e lo dico dietro alle telecamere prima quando ci siamo parlati di determinati punti, però voglio dire, cioè adesso anche la professionalità, dici perché tantissime? Tantissime perché tu sai come in farmacia c'è anche questa grossa possibilità di relazione con il pubblico, e quindi moltissime pazienti, moltissimi anche clienti, ma soprattutto le pazienti si rivolgono al farmacista esperto per poter chiedere come risolvere il problema. E la farmacia, come stava dicendo prima anche mia sorella, è tra l'altro una delle poche realtà che ha comunque sempre la porta aperta. Sì, e disponibile, un gruppo d'ascolto, no? E adesso notiamo che anche per esempio nell'era dei cosiddetti extracomunitari, però il punto di riferimento è sempre la farmacia, perché non c'è bisogno di fare trafile particolari. Esatto. Certo. Quindi l'accesso è libero ed è facile. Bene. Allora, torneremo perché siamo già in chiusura di prima parte della nostra trasmissione, torneremo a parlare di queste cose che sono estremamente, secondo il mio punto di vista, interessanti con farmacia e poi anche con il modo di curarsi, e abbiamo l'opportunità adesso di intanto prendere i microfoni perché stanno per arrivare i nostri amici di Bassano, quelli di Bassano, il duo di Bassano, fermo il trio di Bassano, perché è il momento della pausa musicale. So che come brano iniziale, Lorenzo, questa sera avete scelto un brano del 1962. 52. No, 62. Gondoli, Amabile Megadito 62, quindi è del 62, perché Gondola è del 62. Sicura? Quindi faccio io il duo di Bassano, dite puoi tornare a casa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Cominciamo. Io intanto non ero ancora nato, quindi va bene così. Che vecchio che Cari, allora il duo di Bassano con Gondoli, Gondola. Un'inglesina sul canal grande guarda la luna, sospira e fa Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Un cornaretto sentimentale s'affaccia al ponte e canta così. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Lei gli sorride, lui fa l'occhietto e tutto un tratto nasce l'amore. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. con la colomba, il sole indora, il vaporetto che se ne va. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Sul canal grande resta una scia, anima mia non mi lasciare. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Se mi vuoi bene pensami un poco, scrivimi tanto non mi scordare. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna scivola sulla laguna
il sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli. Gondola, gondola. La salute non è solo assenza di malattie. Salute e benessere psicofisico sono il pilastro della nostra esistenza e per Amel Medical Division salute e benessere del cliente sono la priorità assoluta. Eccoci nuovamente in studio, Ciacole d'una volta, il titolo della nostra trasmissione, in onda a quest'ora della domenica con Gigi Ferrari e con tanti ospiti questa sera. Ricordo che ci troviamo con il nostro programma itinerante in quel di San Pietro in Gu, in via Garibaldi, sede della Amel, la ditta che tratta in particolar modo, adesso andremo anche a conoscere nei vari passaggi che cos'è e come ci si cura con la magnetoterapia nell'ambito di questa trasmissione che ha cominciato a parlare con i rimedi di una volta, come ci si curava una volta. Ci eravamo lasciati prima della bellissima canzone degli amici Amabile Lorenzo, ovvero quelli di Bassano, ci eravamo lasciati con la signora Margherita e il signor Benedetto Patuzzi della storica farmacia Patuzzi di Vicenza, frase bellissima me so inciodà, che ha sentito dire anche attualmente Benedetto, mi diceva prima, e che bene o male ancora una volta viene a sottolineare, ad evidenziare quello che è il ruolo tutt'oggi, tra parentesi, no, del farmacista, perché prima abbiamo ricordato un po' che il farmacista una volta era un po' una figura storica, però anche oggi la gente comunque viene in farmacia ad esporre il problema vero e proprio legato alla salute, no Margherita? Chiaramente, sì, ancora oggi queste espressioni si usano ancora poi e quindi si capisce subito questo dolore che bisogna aiutare a togliere, insomma, no? E ricordo una volta bastava, diciamo, poco, la classica oncia di olio di ricino, veniva dato in qualsiasi caso. Questo ho fatto tempo a vederlo anch'io, esatto, e a provarlo. E l'olio di ricino veniva bevuto, ma veniva anche frizionato, quindi un cosa dolore, serviva, allora? un dolore in teoria aveva questo effetto. Beh, l'olio di ricino è un purgante, sì, beh, però storico. veniva storico, però usato localmente ancora oggi ce lo chiedono per eventuali dolori alle mani e quindi rigonfiamenti sulle mani. Non so se veramente abbia questo grosso effetto, però insomma Io ricordo un po' la mia povera mamma che antireumatico. usava l'olio di ricino per togliersi il trucco degli occhi. Adesso non lo so, io Beh, non ricordo questa cosa. perché è un olio, ma insomma in realtà l'effetto è decisamente lassativo. Sì. Un'altra cosa simpatica era, ci si curava con le erbe anticamente, no? Anche adesso. E quindi anche adesso, ma una volta praticamente Di più, forse. l'arnica che tuttora viene Sì. richiesta era un grosso aiuto. Ma chiedo scusa Margherita, magari così diamo anche l'opportunità di collegarci con il medico, il dottor Villaminara.
per chi veniva magari in farmacia con problemi di distorsioni piuttosto che di storte o cosiddette incalcate, no? Sono incalcate, no? Questa era la classica espressione. Qual era il vostro primo approccio? Benedetto. Sì, c'erano parecchi rimedi che si potevano utilizzare. Uno di questi comunque era anche, a parte l'uso dell'acido acetylsalicilico, che è molto noto nel campo farmaceutico, sì, ma c'erano anche alcuni rimedi revulsivi, tipo il capsico o qualcosa del genere, che si poteva utilizzare anche da stendere a livello locale, facendo attenzione chiaramente di non provocare problemi di leggere ustioni, certo, e quindi con molta delicatezza. Anche adesso il consiglio è di utilizzare i rimedi che abbiamo con estrema prudenza. Benissimo, benissimo. E allora a questo punto tiro in causa il dottor Antonio Villaminar, che è, abbiamo sentito, medico ortopedico che esercita a Vicenza. A Villa Berica, ecco. Dottore, ci puoi, per davvero dare del tuo un dottore, no? Ci puoi dire un po' quelli che possono essere magari dei piccoli cenni storici, no? di come una volta le persone avevano o affrontavano la cosiddetta storta piuttosto che frattura, o piuttosto che, visto che parlavamo prima con gli amici farmacisti anche di momenti particolarmente umidi, quindi infiltrazioni ossee, cose di questo genere. Intanto la percezione del dolore, secondo me, nelle persone di un tempo è diverso da quello di oggi. Oggi c'è perché c'era, diciamo, anche un'idea del dolore diversa. Adesso c'è per ogni piccola contusione si va in pronto soccorso. Io mi ricordo, parlo personalmente da bambino, eravamo 20 bambini che giocavamo tutti per strada e ci facevamo male, ma nessuno di noi andava in pronto soccorso. Nella mia carriera di ortopedico ho visto piccole contusioni anche, quindi c'è una percezione anche del dolore diversa. Forse le donne di un tempo, anche le donne più anziane, che vengono spinte a volte dagli stessi figli a venire a fare una visita, hanno un'idea del dolore molto diversa da quella che hanno le nuove generazioni. Quindi adesso c'è una ricerca assoluta, per rilasciarci ai farmacisti, sull'idea del dolore, quindi del farmaco miracoloso. In realtà molte volte anche l'esposizione al sole, per esempio, la capacità di poter produrre da noi stessi la vitamina D, per esempio, quindi di vincere anche sul rachitismo, su malattie della comunità, che adesso chiaramente con l'idea del sole malato abbiamo la crema sempre più schermante, quindi siamo poveri di vitamina D, eccetera, eccetera. Senti, dottor Antonio, ma in sostanza posso farti una domanda io? Ma questa differenza di come si percepiva il dolore una volta ed oggi è legato a una forma di, tra virgolette, resistenza fisica di una volta, oppure adesso alla assuefazione, quindi piccolo dolorino al dito, track, pastiglietta, piccolo dolorino al naso, track, pastiglietta, cioè, ecco, secondo te? Sì, erano persone abituate a fare anche molti più lavori fisici, e quindi un attimino a dover pensare che se c'era qualcosa da fare si portava avanti a qualsiasi costo, no? Attualmente le conoscenze, molte conoscenze scientifiche anche, molte volte aiutano un po' meno, perché magari conoscere qualcosina in più serve anche, e anche questo internet che gira in una maniera un po' sconsiderata, serve a creare panico, creare la ricerca appunto di un'assenza completa del dolore. Io dico sempre al paziente, è vero, dobbiamo gestire il dolore, però il dolore non deve essere annullato, perché il dolore comunque completamente, perché il dolore è una forma di allarme del nostro corpo, ci dice che c'è qualcosa che non va. Nelle patologie della colonna, per esempio, ci dice che c'è qualcosa che non sta andando, e che comunque non dobbiamo completamente annullare, bisogna cercare di far vivere una vita buona al paziente, però non togliergli, staccare completamente l'allarme, perché si può creare una patologia peggiore. Certo, ecco perché poi chiederò anche un suo parere proprio su questi rimedi particolarmente efficaci. Comunque mi viene in mente, per un discorso delle distorsioni, per esempio l'uso del ghiaccio. Il ghiaccio è la cosa più elementare, l'acqua fredda
Quando uno si faceva male o aveva una contusione, un colpo, metteva la prima cosa l'acqua, la mano o il piede dentro un ruscello magari gelato, per dire, no? E questo era e lo è ancora, la crioterapia attualmente nel trauma in acuto è la prima cosa che uno pensa. È la prima cosa. Anche perché, bene o male, non tanto per curarla, ma per alleviare il dolore. Quindi anche la formazione del gonfiore, eccetera, eccetera. Certo, Quindi, certo. sì, appunto, questo è il discorso, cioè, il messaggio deve essere sempre sulla ricerca di un benessere, però mai finalizzato alla completa, perché non esiste, secondo me, l'assenza del dolore. È una cosa, è un'utopia. Certo. E magari di questo ci può dire qualche parola in più Mario Paladini, al quale passiamo il microfono, che è fisioterapista da quanti anni, Mario? Beh, ormai io ne ho 66, di conseguenza sono donne, oltre 30 anni. Avete visto che splendore d'uomo a 66 no, vabbè, Grazie del complimento, fa sempre piacere. Certo. Quindi Mario, la fisioterapia... Infatti, io mi lancio proprio al discorso che faceva Antonio riguardo proprio al concetto del dolore, che è molto molto importante, perché io sono sempre convinto che attualmente abbiamo una cultura del tutto e subito, per cui quando abbiamo un dolore vorremmo che potesse immediatamente passare nel giro di pochissimo tempo, e invece dobbiamo sempre tenere conto che il dolore non è la causa della malattia, ma il sintomo, e quindi è un campanello d'allarme. Di conseguenza non va spento senza prima aver chiarito la causa per cui si è accesa questa spia nel nostro corpo. Certo. Ecco perché è molto importante la diagnosi prima di qualsiasi terapia. Certo, no, ma Mario, in queste due parole vedevo delle teste che continuavano a fare così, quindi tutti che annuivano, dal dottor Antonio Villaminara ai signori farmacisti Patuzzi agli stessi padroni di casa, Antonio e Luigi Poli dell'AME. Certamente. E poi è molto importante poi, come dire, la scelta di quella che può essere la terapia più idonea. Ecco. Quindi ben venga chiaramente il farmaco nel momento in cui c'è l'indicazione, anche all'urgenza, anche al sedare, diciamo, il sintomo, però dopo bisogna anche attivare delle terapie possibilmente non farmacologiche in grado di agire non solo sul sintomo ma anche e soprattutto sulla causa del problema. In questo caso chiaramente io utilizzo delle terapie strumentali e in modo particolare quella che veramente nel corso di questi anni mi ha dato le soddisfazioni maggiori, è rappresentata dalla magnetoterapia. Di magnetoterapia parleremo adesso nell'ultima parte di trasmissione. Credetemi, e qua poi quando sarà il tempo darò anch'io una testimonianza personale per quello che può valere, poi avremo anche dei testimoni che la stanno provando, ma io ho visto realmente, io sono un uomo di titano tungsteno, quindi cioè, non ho bisogno sto scherzando, ovviamente ho visto realmente con delle mie colleghe di lavoro cosa ha fatto la magnetoterapia di fronte a dei traumi, delle problematiche davvero importanti. Quindi parleremo davvero di magnetoterapia, prestiamo particolare attenzione nell'ultima parte di questo appuntamento con Ciacole de una volta insieme a Gigi Ferrari, ma adesso facciamo una breve pausa musicale ancora con gli amici di Bassano. Quelli di Bassano ritornano in campo sia Lorenzo che Amabile. Passo di qua. Passo di qua, stavolta sono vicino a te Lorenzo. Velocemente, prima di cantare quello che è stato un brano storico, qua andiamo negli anni 50, quindi 1950, lui nella tua, la mia classe? La mia classe. Beh, no. Ecco, andiamo. Vedi quando vecchio sono, Insomma, no, ma che vecchio, si con fa la per dire. terapia, ragazzi, si ringiovanisce, qua le vecchiamme. Guarda Dopo che... ne parleremo. Vi lascio cantare invece Va bene. Vola Colomba, che è Colomba. stato un brano storico di Nilla Pizzi, poi la reginetta, no? E anche questo brano è inserito nel vostro CD numero 1. Il numero 1, che si intitola Sanremo Story. Sanremo Story. Per averlo velocemente... Per averlo ancora gli stessi numeri di prima, 333 405 405 1. Allora, due amici, quelli di Bassano con Vola Colomba.
giusto, prega con l'animo onesto, che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Dille che non sarà più sola, e che mai più la lascerò. Fummo felici uniti e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo e il mare. Noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon din don ci faceva il coro. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Tutte le sere m'addormento triste, e nei miei sogni piango in uomo te. Anche il me vecchio te sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Dille che non sarà più sola, e che mai più la lascerò. Diglielo tu, che tornerò. La salute non è solo assenza di malattie. Salute e benessere psicofisico sono il pilastro della nostra esistenza e per Amel Medical Division salute e benessere del cliente sono la priorità assoluta. Bene, rieccoci nuovamente in studio, l'ultima parte della trasmissione Ciaccole d'una volta con Gigi Ferrari e con questo appuntamento itinerante che viene a far tappa in questa serata in via Garibaldi a San Pietro Ingù, provincia di Padova, dove ha sede l'Amel, che questa sera ci ha ospitati e continuerà ad ospitarci anche per questa ultima parte di trasmissione, dove, lo diciamo per chi magari si fosse messo in ascolto proprio ora, abbiamo parlato un po' di quelli che sono i rimedi di una volta, no? Come ci si curava una volta, cosa si faceva, come si ricorreva al farmacista, come anche con le voci del dottore ortopedico eccetera abbiamo avuto un'evoluzione, no? di questa situazione. Bene, abbiamo sempre fatto riferimento alla magnetoterapia e per qualcuno questa parola può suonare anche nuova e quindi andiamo in questa ultima parte a conoscere e a capire soprattutto che cos'è la magnetoterapia. Non ve la spiego io, ma colgo l'occasione
di chiedere a Mario Palladini, fisioterapista, che cos'è la magnetoterapia. Sì, allora diamo una spiegazione molto, molto rapida sì. Di quello che è chiaramente la magnetoterapia. Certo. Per definizione intendiamo per magnetoterapia quella terapia che utilizza a scopo terapeutico i campi magnetici. Certo. Ecco, teniamo sempre conto che in questo caso noi utilizziamo un tipo particolare di campo magnetico, si parla di campo magnetico a bassa frequenza e a bassa intensità, e si sfruttano quelli che sono proprio gli effetti terapeutici che il campo magnetico presenta sul nostro organismo. In modo particolare è stato dimostrato ormai da oltre 50 anni che un campo magnetico esplica tutta una serie di azioni estremamente importanti, in particolare l'azione antidolorifica ovviamente, ma anche antinfiammatoria, antiedema, cioè antigonfiore, l'azione di ricalcificazione che diventa poi fondamentale nel trattamento in modo particolare della frattura, come anche dell'osteoporosi. Ecco, in questo caso teniamo sempre conto che la condizione necessaria, fondamentale per avere un risultato valido è che il campo magnetico venga applicato per un tempo sufficientemente lungo, il che vuol dire non come dire, le solite 10 sedute da un quarto d'ora, 20 minuti, come siamo un po' abituati, ma dei tempi nettamente più lunghi, perché solo in questo caso abbiamo un effetto veramente importante. Certo. L'altro aspetto sempre importante a sottolineare molto rapidamente è che si tratta di una terapia praticamente priva di effetti collaterali negativi, le cui controindicazioni sono soltanto rappresentate dallo stato di gravidanza e dalla presenza di un pacemaker, cioè di uno stimolatore cardiaco. Quindi Mario, escluso chi è portatore o portatrice di pacemaker e ovviamente donne in stato interessante, si diceva così, no? Interessante. Tutti la possono utilizzare, quindi anzi... Esattamente, tutti la possono utilizzare. Questo è un aspetto estremamente importante, perché molte terapie, per quanto efficaci possano essere, hanno ovviamente dei limiti di applicazione. Ecco, il campo magnetico invece ci permette questa applicazione veramente a 360 gradi, diciamo 359 gradi. Virgola 9 periodico. Ecco, non esageriamo. Va bene, va bene. Allora, ecco, un'ultima cosa, sì, come no. e poi ti passo Sì. il microfono. Certo. Abbiamo fondamentalmente due modi per applicare questa metodica, per somministrare questa terapia. Sì. Possiamo utilizzare la somministrazione, diciamo, localizzata, il che vuol dire utilizzare dei particolari strumenti che si chiamano diffusori del campo magnetico, che vengono applicati lì dove c'è il problema locale. Sì. E poi c'è l'applicazione, a mio giudizio, estremamente importante, estremamente valida, che è l'applicazione total body, cioè l'applicazione su tutto il corpo, che viene fatta attraverso praticamente un particolare dispositivo, adesso andiamo a conoscere, che infatti. possiamo tranquillamente chiamare stuoia biomagnetica o anche ausilio tessile, visto che è il termine tecnico con il quale viene conosciuto. Amici, non spaventatevi di questi, Mario ovviamente ha dovuto andare nello specifico e nel dettaglio, ma dicevo, non spaventatevi con questi termini particolarmente, tra virgolette, difficili, no? Ma in sostanza sono cose semplicissime. Allora, io al mio fianco ho il titolare Antonio Poli, il titolare dell'AMEL. Abbiamo sentito Antonio parlare, Mario, di che cos'è effettivamente la magnetoterapia, adatta praticamente a tutto e a tutti, a parte gli unici due casi che ha elencato Mario. Ma in sostanza vogliamo capire cosa sono questi apparecchi? Perché ti dico sinceramente, Antonio, in giro se ne vedono di tutti i colori, cioè il laser, cremette, cosa. Io so, lo dicevo anche prima di persona, che la magnetoterapia è una cosa, io dico, uso i termini un po' terra-terra, no? Terra-terra, è una cosa che si può mettere tranquillamente sopra i vestiti, non c'è bisogno di spogliarsi, la si può fare guardando la televisione. Ecco, illustraci queste cose. Adesso faremo due parole proprio per vedere la semplicità di applicazione del campo magnetico. Allora, teniamo presente che la nostra azienda, l'Amel Medical, è un'azienda che è nata nel 1959 e da sempre
siamo produttori di questo, naturalmente migliorandoci nell'arco del tempo, proprio perché la tecnica, la tecnologia migliora e noi andiamo avanti nel miglioramento per migliorare il campo di applicazione di questa. Ecco, qua tanto perché fatti vedere Gigi. Ecco, qua cosa abbiamo ad esempio? Cosa sono questi? Qua adesso Cuscinetto? io partirei... Una mascherina per gli no, io partirei proprio dall'applicazione, poi ora vedremo dall'applicazione diciamo, del nostro dispositivo. Te lo passo. Grazie. Faccio la valletta, dai. Eccolo qua, grazie mille. Oh, allora, qua abbiamo un dispositivo di magnetoterapia a rete. Cosa vuol dire? Che questo qua va applicato alla corrente, è un trasformatore esterno di 12 volt, e qua abbiamo dei diffusori, cosiddetti diffusori magneti o solenoidi, che vanno applicati dove c'è il problema. Ecco il motivo per cui non si mettono... Ecco, naturalmente la magnetoterapia da sempre viene utilizzata negli ospedali, come diceva il dottor Villaminar, per le fratture, per patologie ossee, e come diceva il dottor Mario Palladini, massofisioterapista, ha bisogno di tempi lunghi di applicazione. Ecco perché noi facciamo un servizio... Ecco, ti chiedo scusa Antonio, uno deve anche capire con la magnetoterapia che c'ha la cervicale, subito sente il beneficio, ma non è che dopo 10 minuti grazie, arrivederci. Ha bisogno di tempi lunghi di applicazione. Qua abbiamo praticamente delle frecce che ci indicano dove, proprio tu parlavi di cervicale, qua abbiamo torcicollo, per esempio. C'è un programma specifico dove i medici hanno già inserito i tempi minimi di applicazione. Uno applica praticamente queste qua per la cervicale, ecco adesso ti faccio vedere. Ecco, io nel campo. Sono il tuo manichino ad opera. Qua si mettono all'interno i diffusori, eccolo qua in questa maniera qua, e proprio uno che abbia sopra il maglione o piuttosto che la camicia va fatto proprio in questa maniera qua. Io sono magnetoterapizzato. Eccoci qua, si collega praticamente i diffusori all'impianto di emanazione e schiacciamo avvio. Cioè, semplicissimo. Semplicissimo, eccoci qua. E schiacciamo avvio. Eccolo qua. Ora Gigi sta facendo un'applicazione di magnetoterapia. Per il torcicollo. Per una patologia in questo caso, o classica del comunque torcicollo. mi sto guardando la televisione il cervicale. 4 ciacole di una volta e intanto mi faccio la magnetoterapia. Eccola. Dove è stata? Siccome la magnetoterapia ha bisogno di tempi tempi lunghi di applicazione, naturalmente c'è qualcuno che dopo si dimentica, oppure per vari motivi, perché magari ha problemi di lavoro o quant'altro, dice ma ho difficoltà ad utilizzarla. Proprio per semplificare ancora questo, i nostri tecnici hanno fatto un qualcosa di ulteriormente importante. Abbiamo fatto, copiando naturalmente il cellulare, abbiamo creato un dispositivo sempre medico, sempre professionale, però portatile. Eccolo qua, Magnetology Medical System. Questo dispositivo qua è un dispositivo portatile che ha le stesse caratteristiche di quello a rete, solo che ha la particolarità importantissima che uno se lo può mettere tranquillamente sui pantaloni e, come vedi qua, faccio io adesso, a mo' di cellulare, e fa la magnetoterapia e si fa praticamente l'applicazione del campo magnetico in qualsiasi momento. Cioè, sto parlando per chi lavora e sta in piedi 8-10 ore, sto parlando per esempio per chi viaggia in macchina, in camion e quant'altro, proprio perché non abbiamo nessuna rete e ci spostiamo tranquillamente senza problema. Poi Mario, perché dobbiamo anche rimanere nei tempi, Antonio, Mario ha parlato di quello che è il total body, cioè completamente tutto il corpo. Che cos'è questa? Ecco, la cosa importantissima è che abbiamo creato un magnete, perché di due cose non ci possiamo dimenticare. Una di queste è quella, una di mangiare e l'altra di dormire. Benissimo, per cui il nostro staff medico ha creato questo dispositivo qua, che va messo sopra il materasso e sotto il lenzuolo, va collegato al nostro dispositivo e mentre noi dormiamo facciamo il trattamento magnetico dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, senza perdere tempo al nostro tempo. Ecco la cosa importante. Ecco che qua abbiamo un straordinario aiuto proprio per tutte le patologie che vanno a comprendere tutto il nostro sistema scheletrico, che possono essere i dolori artrosici
vari, che ha i vari punti, ma che può essere anche, perché no, l'osteoporosi piuttosto che l'osteopenia, certo. ma anche come prevenzione. Assolutamente. Anche come prevenzione. Assolutamente. Sopra ci va il lenzuolo, qua c'è un cavetto che va alimentato dal dispositivo e che porta questa erogazione magnetica su tutto il nostro sistema immunitario, su tutto il nostro corpo. Ecco, attenzione, non stiamo vendendo niente, vi stiamo solamente illustrando quella che è la magnetoterapia, ovvero la possibilità di curarsi in maniera totalmente naturale con una tradizione, oserei dire, secolare, no? Perché io mi ricordo, parlavo con Mario in alcune trasmissioni e si perde un po' nella notte dei tempi la magnetoterapia, perché uno dice, oh, gli ha inventato la magnetoterapia. No, è una cosa antichissima. Antonio, cavolo, colare, perché qualche problema di movimento. Quindi io coglierei anche l'occasione, visto che siamo qua nella sede dell'Amel in via Garibaldi a San Pietro in Gu, di collegarci e nello stesso tempo di dare la parola a Luigi Poli, figlio di Antonio, che ci dirà adesso un po' l'escursus, no? il passaggio della vostra ditta. Fate capire come entrate, come vi fate conoscere. Certamente sì, come vedete la nostra azienda ha più di 50 anni di esperienza e per questo abbiamo dovuto negli anni svilupparci, cambiare e correre secondo la società, quindi secondo i cambiamenti anche della società. Cito 2 dati, ma sono significativi ed importanti. Teniamo presente che parlando di salute, quindi anche di dolori, la nostra società è una società che invecchia, diciamo che le persone che hanno più di 65 anni rappresentano più del 20% della popolazione e il rapporto tra gli anziani e i giovani è all'incirca il 150%. Quindi bisogna sottoporre particolare attenzione a tutto ciò che è le patologie e quindi dispositivi, trattamenti e anche, se guardo da una parte l'ortopedico Villaminata, dall'altra i farmacisti, tutto ciò che riguarda la cura e il trattamento di queste patologie. Bene, come avete visto, grandi delle apparecchiature. Una volta apparecchiature che noi produvevamo erano molto più grandi e entravano all'interno degli ospedali, adesso apparecchiature che entrano in casa. Perché? Perché le persone hanno sempre meno tempo e vogliono sicuramente la praticità. La cosa importante, il grande passo che abbiamo fatto è nel servizio. Come portare questi dispositivi a casa? Perché? Perché stiamo parlando di salute, quindi di una cosa importante, quindi di certo non può essere un prodotto che può essere inscatolato, messo su un scaffale e si va a comprare, ma nello stesso tempo dobbiamo anche spiegarlo. Ecco che allora noi, il nostro servizio, la nostra azienda ha creato una rete di consulenti che nel territorio operano e vanno a dare la consulenza domiciliare in casa. Quindi noi facciamo da anello conduttore. Perfetto. Proprio tra magari il dottor Villaminar, che durante il giorno può anche prescrivere la magnetoterapia per particolari patologie, o il fisioterapista che va proprio ad utilizzarla, al farmacista che va a consigliarla e va proprio, quindi noi ci interponiamo e andiamo a fare il servizio finale. Quindi portiamo, adesso sentiamo adesso sentiamo davvero quello che chi la utilizza da e soprattutto perché lo utilizzate. Allora velocemente abbiamo presentato in apertura di trasmissione la signora Claudia e il signor Tiziano. Claudia, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, come sei venuta a conoscenza della magnetoterapia e cosa hai fatto? Sì, siamo andati a una riunione, ci hanno spiegato questo. E i miei genitori la usano con molta costanza, veramente. Mio padre è del 21, quindi fra poco 95 anni. Certo, problemi particolari dei genitori, artrosi, certo, via dicendo. E loro, anche restando seduti sul divano, la applicano. Senza nessun problema. Sì, guardano la televisione, se la mettono nella schiena. Come abbiamo visto, semplicemente, certo. Hanno trovato beneficio invece che e continuano a tanti farmaci. Ecco, bravo, soprattutto a una certa età è meglio così, no? Mentre il signor Tiziano, tu come ti sei avvicinato, oltre ad aver attraversato la strada e essere venuto qua? Esatto, l'amicizia ci ha portato anche a questo, cioè nel senso che essendo amici mi ha fatto conoscere questa macchina e io, avendo qualche piccola patologia, tipo ernia del disco,
mi ha sollevato tantissimo, soprattutto con la stuoia. Cioè, praticamente tu dormi, non fai nient'altro tutte e stai le notti bene. con la E stuoia la mattina come ti alzi? accesa, e Come mattina ti mi alzi? alzo perfettamente a posto. Quindi la consiglieresti sicuramente a tutti quanti? Sicuramente, poi qualche piccolo dolorino ci Ah beh, ma questi sono i regali esatto, dell'età. allora approfitto per fare le varie terapie, Quindi, le descrizioni. certo, quindi amici cari, avete sentito che siamo partiti dall'inizio, praticamente come ci si curava una volta, fino ai rimedi di una volta, perché la magnetoterapia effettivamente è davvero lontana nel tempo, ma i benefici sono quanto mai conosciuti in questo periodo. Io a questo punto, prima di lasciare il passaggio agli amici del duo o quelli di Bassano con la fase finale, vorrei fare una carrellata di ringraziamenti. Oltre agli ospiti ringrazierei il dottor Antonio Villaminar, ortopedico, al quale facciamo il passaggio di staffetta. Ringrazio per la sua presenza. Grazie dottore. Grazie a voi per l'invito. Grazie al fisioterapista o masso fisioterapista Mario Palladini, che ci ha parlato, finalmente ha dato l'opportunità di conoscere che cos'è la vera e propria magnetoterapia. Grazie Mario. Grazie a voi. Grazie ovviamente alla dottoressa Margherita Patuzzi e Benedetto Patuzzi della storica farmacia Patuzzi di Vicenza. Grazie a voi per l'invito, grazie. Grazie Bene. per l'invito. E a questo punto un ringraziamento, un saluto lo facciamo sul finale anche alla signora Daniela, che dall'inizio della trasmissione decidió far forse e scattossi, eccetera. Un ringraziamento, grazie a Daniela, è stata inquadrata anche se non è stata sentita. Un ringraziamento particolare lo farei a chi ci ha ospitato, i padroni di casa, Antonio Poli, che è qua al mio fianco. È stato un piacere avervi qua nella mia azienda e spero che non sia la prima, ma che sia un inizio di tante collaborazioni. Un campo di grano che dirvi non so, un di Paperina col papà passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si ingannò. La papera e il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? La salute non è solo assenza di malattie. Salute e benessere psicofisico sono il pilastro della nostra esistenza e per Amel Medical Division salute e benessere del cliente sono la priorità assoluta.